Prendere un autobus o un vaporetto sarà più difficile che imbroccare un terno al lotto nei prossimi 3 giorni, quando circa 300 dipendenti di ACTV non saranno in servizio perché impegnati come scrutatori ai seggi elettorali. Un malcostume consentito dalla legge che si verifica puntualmente ogni anno, ma stavolta le dimensioni del fenomeno sono tali da pregiudicare il funzionamento dell'intero servizio pubblico. L'azienda ha messo in guardia in una nota da ritardi e possibili cancellazioni senza ulteriori preavvisi, sia per la navigazione che per la rete stradale. Drasticamente ridotti gli orari di linee fondamentali come la 2 tra Piazzale Roma e Rialto, che osserverà l'orario festivo, ma non si escludono ulteriori corse saltate. Il tutto per consentire a un piccolo esercito di dipendenti pubblici di arrotondare il loro stipendio di qualche centinaio di euro per poche ore di servizio ai seggi. Questa non è una cosa normale, anzi io gliela darei una bella colpa ai signori sindacalisti, perché non è possibile. È veramente vergognoso perché nella situazione attuale dovrebbero dare questi posti ai giovani, quelli che non hanno lavoro, e bisogna dirlo anche chiaro e tondo che ovviamente dietro ci sono degli interessi politici, voti elettorali, insomma. Purtroppo questo è uno specchio dell'Italia. È permesso, quindi non è un reato e quindi come tanti altri problemi. Se l'impostazione è quella, non c'è niente da fare. Cosa ne penso? Penso che sia un disagio per tutti. Non mi sembra una cosa giusta, assolutamente. Con tanti giovani disoccupati dovrebbe essere riservato agli studenti universitari. I disoccupati non devono lavorare, quelli che hanno lo stipendio devono lavorare. E interrompere un servizio pubblico. È bottona di Eva.